Nel cuore della Sicilia, tra le maestose ombre dell'Etna, nacque un sogno che sembrava impossibile. Dare una voce al silenzio, far parlare una macchina. Questo sogno apparteneva a Don Alfio, un falegname dal cuore di inventore, e a suo figlio Turi. Nel loro laboratorio, tra il profumo dei trucioli e il ticchettio degli ingranaggi, padre e figlio lavoravano con amore e un ingegno fuori dal comune. Non costruivano solo oggetti, ma cercavano l'anima nascosta nelle cose, la voce che si cela nel silenzio. Fu il giovane Turi a intuire il segreto, osservando come le cose vibrano in risposta al mondo. Pensò alle corde di una chitarra che suonano colpite dal vento dell'Etna. Da questa semplice, poetica intuizione prese forma Mongibeddu, la prima macchina parlante, un automa nato dal legno, dal fuoco del vulcano e dal desiderio di comunicare. Immaginate la scena. Siamo nel 1903, nella piazza di Belpasso. Una folla curiosa e un po' scettica si raduna attorno a un busto di legno. Poi il miracolo. Mongibeddu parlò. Le sue parole, meccaniche ma piene di un'anima artigiana, ruppero il silenzio, trasformandolo in storia, in meraviglia. La gente ascoltò e per un attimo l'impossibile divenne reale. Anni dopo, quando Don Alfio lasciò questo mondo, il suo legame con Turi non si spezzò. Attraverso Mongibeddu, Turi poteva ancora ascoltare la voce di suo padre. Quelle parole, incise nel cuore della macchina, erano diventate un ponte tra la vita e il ricordo, la prova che l'amore di un padre vive per sempre. Oggi Mongibeddu riposa in un piccolo museo, un tesoro nascosto che racconta una storia incredibile. Guardandolo, capisci che non è fatto di semplici circuiti o ingranaggi. È fatto di cuore, di passione, di voce. È fatto di Sicilia. Se questa storia vi ha emozionato, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere altre meraviglie dimenticate. Grazie per averci seguito e alla prossima avventura!